Oggi diamo spazio alla sanità d'eccellenza di Taranto e quindi diamo il benvenuto a Cittadella alla radio. Buongiorno Taranto, al dottor Yuri Macchitella, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Francesco. Grazie all'opportunità. No, grazie per aver accettato. Insomma. So che l'argomento non è molto radiofonico, me ne rendo conto. Però... Invece tutto sta nel modo in cui trattiamo l'argomento, quindi cerchiamo di farlo come sempre in maniera facile, in maniera in qualche modo comprensibile da chi ci ascolta, soprattutto dando magari in questo momento un messaggio anche di speranza. Anche a Taranto ci sono dei reparti di eccellenza, ci sono delle piccole realtà che il resto di Puglia guarda con attenzione, e in questo caso parliamo per esempio della chirurgia mini invasiva e robotica dell'ASL, che è uno staff, un'equipe. Allora, in realtà è la chirurgia generale di Taranto. La chirurgia generale di Taranto è una struttura complessa, come si usa dire in gergo tecnico, all'interno della quale lavorano una serie di persone, quindi un'equipe medica con competenze diverse, ognuna delle quali rappresenta a suo modo un'eccellenza. Quindi all'interno di questa struttura complessa negli ultimi anni sta prendendo piede. Che vuol dire mini invasiva e robotica? Mini-invasiva è un approccio che si ha verso alcune patologie, sia benigne che maligne, attraverso non il semplice, il classico approccio attraverso il taglio, quindi che tutti conosciamo, ma attraverso un approccio mini-invasivo con dei piccoli buchi. Questo permette utilizzando ovviamente una serie di strumenti di altissima tecnologia, ipertecnologici, questo permette non solo un'accuratezza al chirurgo stesso che opera e una, tra virgolette, comodità al chirurgo che opera patologie e interventi anche molto lunghi, molto complessi, ma soprattutto la cosa più importante, permette al paziente di avere dei tempi di ripresa molto più rapidi, quindi il paziente è in piedi praticamente il giorno stesso, anche di interventi molto importanti, molto complessi, riduce il rischio poi di infezioni post-operatorie. Insomma, questo è un enorme vantaggio che stiamo parlando di casi, di questo parlavamo fuori onda, di casi particolarmente complessi. L'eccellenza, diciamo, di Taranto, dell'ASL di Taranto in questo momento, al di là dei numeri, del numero di interventi che si può fare, che può insomma essere confrontato con altre realtà sanitarie, in realtà il punto è che in questo reparto si interviene su casi molto complessi. Sì, la peculiarità proprio di Taranto, ne parlavamo prima, è quello di lavorare su numeri molto alti, ma forse il focus principale è sulla complessità, di questi pazienti. E il lab Taranto è l'ospedale principale, l'ospedale di Santissima Annunziata è l'ospedale principale di una provincia molto ampia, e è quello che ha le competenze sia in termini di strutture che di personale maggiori, quindi convergono, diciamo, tutti i casi più complessi, sia quelli... Che tipo di interventi vengono svolti? Così lo raccontiamo insomma a chi ci ascolta. Assolutamente. Allora, ahimè, qui ci colleghiamo al caso principale ex Silva di Taranto. Potrai immaginare che tantissima patologia è la patologia tumorale, quindi la patologia oncologica, quindi portiamo questo fardello di città minata da questo colosso siderurgico che ha portato tanta patologia tumorale. Quindi, diciamo, la stragrande maggioranza è la chirurgia oncologica e la patologia oncologica, ma anche tanta patologia traumatica, quindi i traumi maggiori, anche questi di altissima attualità. Le strade, la sicurezza sulle strade, si parla di sicurezza sulle strade, purtroppo è un argomento caldo, e quindi tanta patologia traumatica, tanti traumi, tante urgenze. Ripeto, la provincia è molto ampia, se pensi che la terza è a un'ora di fatto di macchina da Taranto, quindi siamo ai confini dell'Alto Salento, quindi di fatto il numero di urgenze è elevatissimo, quindi tra patologia tumorale, patologia urgente, quindi d'emergenza urgenza,
rimane poco spazio effettivamente per trattare casi meno complessi, a media-bassa complessità, che sono più da ospedale di periferia o comunque ospedale di provincia. Parlavamo prima anche degli interventi che vengono fatti per esempio al seno alle donne, per cui Taranto è diventata in qualche modo un riferimento anche regionale. Abbiamo delle eccellenze, ecco, la chirurgia generale vanta eccellenze su tanti piccoli settori, tanti settori insomma, come la proctologia e la senologia, la chirurgia senologica. Che cos'è la proctologia? Proctologia, tenterò Ciao. di essere il più delicato possibile. La proctologia è quindi è la branca della chirurgia che si occupa delle patologie che hanno a che fare con l'ultimo tratto del tubo digerente, quindi quello più distale, quindi a ridosso. Chiarissimo. E la chirurgia senologica, che è un fiore all'occhiello, diciamo, della nostra ASL, che vanta anche lei numeri altissimi, anche qui di patologie complesse, di pazienti complesse con mutazioni genetiche ad esempio, che vengono trattate con la chirurgia plastica ricostruttiva, quindi fanno interventi molto complicati, molto accurati, che forniscono ovviamente alle pazienti non solo un salvataggio per la loro patologia tumorale, ma anche un futuro estetico da non sottovalutare. Non un secondo trauma. Non un secondo trauma, Okay. esatto. Siamo qui in studio con il dottor Yuri Macchitella del reparto di chirurgia generale e in particolare della chirurgia mini-invasiva e robotica dell'ASL di Taranto, e dei risultati che insomma questa squadra di professionisti sta ottenendo negli ultimi anni. Mentre eravamo fuori onda, per darvi un'idea, parlavamo dei numeri, perché il dottor Macchitella giustamente si è concentrato dicendo al di là dei numeri, quello che conta è che noi facciamo interventi particolarmente complessi, tanti interventi purtroppo legati alla presenza di masse tumorali, traumi, insomma, sì, per capirci, al pancreas piuttosto che in altre, esofago, che ne so, cose così. In realtà quello che mi ha detto, che credo che sia doveroso ripetere in diretta, è: facciamo un esempio. Gli ho detto, per capirci, ho detto: quanti interventi fate in un anno? La risposta è stata sì, gli interventi fatti un anno più o meno superano anche tanto, insomma, la quota dei 1000 interventi circa, che se poi fatto banalmente il calcolo rispetto un banale calcolo della serva rispetto ai giorni dell'anno sembrano tanti. Effettivamente ci sono 3 interventi complessi al giorno mediamente. Diciamo di sì, ecco, ripeto, l'equipe di chirurgia lavora sia di giorno, lavora giorno e notte, perché gli stessi chirurghi che intervengono la mattina sui casi ordinari sono poi quelli che H24, 7 giorni su 7 trattano le urgenze, quindi sono reperibili la notte. Sono reperibili giorno Mamma e notte, mia. esatto, sì. Insomma, questo è un bel sacrificio, anche perché posso dire una cosa: in questo momento la sanità pubblica, oggettivamente, per quanto io credo che sia un bene gigantesco dello Stato italiano, forse una delle ultime cose di cui potersi vantare, da difendere fino alla fine, in realtà non è attrattiva neanche per i medici, oggettivamente. No, non lo è particolarmente, e nel caso specifico di Taranto, ma come tantissime altre realtà, io ho girato tanto, ecco, nel corso della mia carriera formativa. Devo dire che equipe, persone, medici e infermieri a Taranto meritano, secondo me, strutture organizzative, secondo me, adeguate per la loro professionalità. Io dico sempre che Guardavamo poco fa un articolo del collega Alessio Pignatelli che dice: Taranto è una città poco attrattiva per i medici, la speranza è il San Cataldo. Sì, io dico sempre, la speranza in questo polo assolutamente all'avanguardia, che possa dare una percezione anche al paziente di essere in un posto ad alta professionalità. Io dico sempre, faccio sempre questo esempio del paziente che va in ospedale aspettando la sua visita, aspettando il suo ricovero, seduto in un posto condizionato, comodo, tranquillo, e l'altro invece che in piedi al caldo in un diciamo in un posto fatiscente. Pensa che il posto è fatiscente, anche i medici che ci lavorano non sono solo 4. Ok, chiaro. Da quanto tempo, insomma, come avete raggiunto questo livello così alto di qualità e anche di quantità di interventi che svolgete? È un percorso lento e graduale, e fatto ovviamente da persone. Dietro dei numeri ci sono delle persone che lo fanno, quindi diciamo che
negli ultimi anni si sono aggregate, ecco, all'equipe varie pedine provenienti un po' da tutta Italia, insomma, sicuramente con un background o comunque origini, radici tarantine, chi sì e chi no, anche gente completamente, professionisti completamente estranei a questa città, tutti comunque accomunati da questa volontà di portare la propria professionalità in un territorio sicuramente molto quindi questa difficile. sorta di congiunzione astrale umana, esatto, si è ritrovata a chirurgia generale e sono arrivati insomma questi risultati oggettivamente molto encomiabili. Invece la storia di Yuri Macchitella qual è? Tarantino, che insomma ha appena detto di aver fatto tanta esperienza fuori, poi a un certo punto si torna a casa, perché? Allora sì, io tarantino, andato via da Taranto praticamente subito dopo la maturità, ho fatto un percorso formativo fuori, molto lungo e molto sacrificante in termini di tempo, ma non solo, anche di progetti personali di vita. La mia storia si incrocia un paio di anni fa con quella dell'attuale primario di Taranto, che è il dottor Cervellera, anch'egli un tarantino con un background assolutamente professionale fuori da questa città e fuori da questa regione. È stato un incontro, un amore a prima vista, ci siamo parlati 20 minuti, mi ha spiegato, lui era qui da un annetto e mezzo prima di me, mi ha detto in maniera molto diretta che questa era una bella sfida, sicuramente non facile, non semplice, e poi mi ha convinto il suo studio praticamente affaccia sul mare, praticamente sul lungomare di Taranto. Ha aperto la finestra, ha detto guarda, vuoi mettere? Ha detto fai tu. E questa è una fregatura, questa è una grande fregatura. Lo so, mi ha bindolato per bene, ecco, diciamo così, no scherzo, è veramente. Che cosa vuol dire fare il medico nella propria città? È una grossa responsabilità, nel senso che sei chiaramente esposto maggiormente, perché non sei una persona completamente estranea, anzi c'è una rete di connessione che porta ovviamente tante aspettative attorno a chi ti vuole bene, ma anche chi ti conosce anche soltanto per semplice contatto, certo, nell'arco della tua vita, quindi è estremamente una responsabilità molto grande. Poi la sento fortemente su questa città, che credo che sia in un momento particolare in cui ha bisogno un po' di professionalità, ha bisogno di un impegno, ecco, sociale, ognuno nelle sue parti, insomma, nelle varie parti. Chiudiamo però tornando diciamo al tuo inizio. Perché Yuri Macchitella sceglie di diventare medico? Guarda, è una scelta radicata da piccolo, da molto piccolo, e nell'arco degli anni diciamo che la mia infanzia e adolescenza si è sviluppata per motivi personali anche nelle corsie di ospedale, e lì praticamente è come se fosse stato un teatro, un grande teatro a cui ho assistito in maniera positiva, ecco, trasformando questa esperienza, diciamo, personale in qualcosa di positivo, e lì ho imparato, lì ho guardato, io ho detto da grande devo fare questo, quindi meno male che l'ha pensato, insomma. Grazie davvero a Yuri Macchitella della chirurgia generale dell'ASL di Taranto. Ricordatevelo, abbiamo dei reparti di eccellenza che vanno valorizzati, ma soprattutto anche protetti, perché insomma non è scontato averli. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a te Francesco.